Daniele Cassioli, campione paralimpico, qual è per te il significato di questa serata e qual è il messaggio che vuoi trasmettere? Allora, io intanto sono grato all'amministrazione comunale, a tutte le persone, alle scuole, insomma, che si sono mobilitate perché questa cosa potesse accadere. Io penso che da una parte è un momento per ritrovarsi, per celebrare chi magari ha ottenuto dei risultati significativi, ma in generale per fare comunità. Lo sport ci insegna anche questo, molte volte è più importante la pizza dopo la partita che la partita stessa, e direi che qui è un po' questo, fare comunità, ritrovarsi, e il fatto che abbiano pensato a me per trasferire, insomma, la mia storia, i valori che come dire, sono contenuti all'interno del mio percorso, sicuramente mi inorgoglisce, è una responsabilità. Domani incontreremo anche i ragazzi nelle scuole, quindi l'idea è proprio un po' di bagnarsi di sport in un momento in cui nel nostro paese c'è un abbandono dello sport sempre più precoce e sempre da parte di più ragazze e ragazzi, quindi noi dobbiamo lavorare tutti insieme, perché lo sport non è solo quello dei grandi eventi come Olimpiadi e Paralimpiadi che a breve vivremo anche in questa regione, ma lo sport è un alleato educativo, è un laboratorio di intelligenza emotiva, insomma lo sport può dare tanto anche a chi non arriva ad alto livello, ma semplicemente, e non è un semplicemente, gioca il campionato con gli amici e vive delle dinamiche che fanno crescere a volte anche molto più dei banchi di scuola. Grazie. Grazie a te.